a fame che muore in cielo, che davvero. Veramente lo fai proprio tu, a pancherare la gelatina non ci bastassero ma chi può essere chissà, ma non sono capace di buttare il buono caretto, io che potessi buttare, magari usciamo in che fili elettrici, usciamo, vedi che ci arriva un cappello. Però, chi si fa di senti, che si piglia, e lo sai. Sì, è meglio che mi stai muto, perché allora faccio danno. Che vuol dire, scusa? Com'è che scopa arriva la caciotta? La caciotta? Ma sì, no, ma che mi vuol dire la caciotta? La caciotta era dentro la cassetta del trucco, si sarà aperta e si è spisciata per uno spostone. E ce ne andiamo. Torniamo subito, non mi Oh, caso, voglio stare. Dai, smetti te, ma come che si serve la cappata? Perdonate, madonna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, aspettasse la disponenza. Oh, sapreste come mi chiamavo? Madonna. Posso capire che è mia, ma più tia? Sì, ma tu non ce ne ricordi. No, e che vuol dire pochissimo? Niente, stanno sul tavolo, non ti rischi. E a notte non ci siamo, che tu ti rompi il ciavaglia, qui, Lord Signore. Prego, signorina, vada a me. Grazie. Veramente. Ma cosa sembra? Buongiorno. Buongiorno. Io sono venuto qui perché devo cercare il capocomico di questa compagnia per consegnare una lettera. Voi chi siete? Perché ho piacere di parlare. Io sono Virginia, nipote del capocomico. Io sono Ninfa, la figlia del capocomico. E io sono il tuo Gregorio, il vice capocomo, scendiamo. Si può sapere che cosa vuole ancora qua? Che cosa vuole? Il mio nome è Lorenzo Benaiuti. Devo consegnare una lettera al capocomico di questa compagnia, Giovanni Ricuccio Colonna. Siete voi? No signore, io sono Gregorio, sono il cognato, nonché vice capocomico, ma potete dare la mia. Sto lì, ma potete dare una cara mia, che sono io sua figlia. Aspetta, Masino, che pure io sono la figlia. Forse non abbiamo caputo, dobbiamo rispettare qui la gradazione, aiuto! Tutta signorino. Signori, se avete bisogno di aiuto sono a vostra disposizione. Che dici? Si può. Giovanotto, una mano d'aiuto a Giova serve, ma che sia ben chiaro. Sotto non ce n'è, Nessuna ricompensa. Vengo con loro, signori. Prego, da questa parte. Sono 10 minuti, non puntate sopra di mia domani perché il giorno è morta. Ninfa, stai tranquilla, il sindaco ci darà 25 lire per questa legge. A mangiare il cibo di ionno e magari caroti per Rosina. Possono rimettere subito. Ma sì, Gregorio, ma ancora tutto questo Capocomico. E quindi rispettiamo la gradazione. Sì, che era una bottiglia di vino. Ma mio zio Maurizio. E siete ignoranti tutto voi, ignoranti! Si dice rispettiamo il grado, la geriatria! E poi ti pare che fanno una comando che è una cosa grande, a te pare che è una cosa più facile, no? Cosa ci di pensieri, anche nel caso, c'è il numero hai, non hai messo con un'ora! Giovanni, Ricuccio Colombo, vedi che c'è uno da ricerca. Sì, signore. E che buono? Lo saggio. Va bene. E la cosa come ci sta, no? E attendava le prove del tuo persona. Non facete niente, stai lontano, non facete tanto. Se schifia sto lontano, scusassi. Dunque, desidero segnalarvi l'attore della presente. Siete concedergli di venire attore con la vostra compagnia. Viaggianti della Nazionale, siamo un ragazzi. Volendo il Benaiuti Lorenzo dare divertimento al pubblico con commedie, drammi, farse, a seconda della vostra direzione, certo della vostra benevola accoglienza, il prefetto De Dominicis. Benaiuti Lorenzo, tu, scusa, tu dopo di essere mio figlio, tu manco sai che vuole dire che stai andando alla compagnia dei teatrali. Denaro solo a fine stagione. Poi tu non parasti di Epiride, noi ci facciamo il saggete una volta a tempo inglesimo, tutto l'anno facciamo bastasate, passe, no, paspino, chi sti canusci? Mai sentite. E te lo vuoi da lui? Mai sentite? No, mi dispiace, no, ma fate di male un copione. Quando copione, giovanotto, voltina, ma se ne pare a voi. Oh, non è che ne pare che arriverò un po' diretto alla vita, fai cosa, no, basta, oh, no, un diretto, sembra un paradiso. Sì, ci credo. Ma non è vero niente, ti dico. Un baraffio sbagliato. Io andavo per i fatti miei. E poi guarda, si è messa a capo questa storia della gnalona, giusto ora che c'è qui in città suo marito. Vedi quanto sei sciocco. Ivano! Ivano, non ce l'ho.
Dite le donne piuttosto, che prima ti fanno 1000 giuramenti e poi, quando un povero diavolo se n'è andato lontano, il cuore l'ha lasciato via e la testa anche, e non dorme, non mangia più pensando sempre a una cosa. E ad un tratto mi arriva come una schioppettata una notizia. Sai, la tale si marita. Ma no, prefetto, ancora piano, state fare con la santa intelligenza. Basta, lo ha, basta, lo ha. Che piccato? Avanti, forza. Ah, adesso caso di cose. Piano, piano, ma non va, piano. Dopo la gran mangiatura che ne dice Messina. Ma guarda, ma si è il ciglione la roba. Certo, chi ne aveva la conservazione, ci potevamo portare a mangiare, ma noi ci mangiatura che ne diciamo mangiare. Sì, ma oggi posso mangiare. Parti e poi in 8 parti. Ma siamo seri, io penso che resta. Allora Lucato, vedi che c'è un ospite? Non preoccupatevi. Hai visto? Allora non assumetti a me. E se ne assumecchi a me, se fosse maleducato c'era mia femminile, che non è più bisogno di dire, va bene? Meno male che sei qui, mi Nell'ora non esce. Diciamo l'ova, ma sì, non esce l'ova, non è solo. Va bene, avanti, andiamo avanti. Ma Giovanni, come sono sei? Dammi un po'. Vabbè, Dammi un po'. vabbè, allora tu come un po' resta senza, Quando no? siamo maleducati, portiamo a fare sta senza, sei proprio maleducato e fattino. Non vedi che ci sono i femminetti? Tu a fare un cavaliere, quindi se i femminetti vuol dire che c'hanno su femminetti, quindi se ne mangiano una sana. Se ne manca una si divide a metà, ne mangiamo metà io e metà tu perché siamo mascoli. Scusi, ma non so più ora, non è rimasto magari, perché io non una sana? Ma guarda che calunnia ci sta dicendo a non cristiano. È vero. Ma quando mai è stato mascolo il supremo? Ma ora il supremo perché non un dei mascolo, no? Quello che lo fa la pazzata è un mascolo. La capito? Oh, Giovanni, ma che stai dicendo? Che dici? No, un cioccolombo! Sì, vabbè. No, come? Devo andare via perché è troppo tempo che manco dall'ufficio e tra le altre cose devo cominciare a preparare i conteggi per il vostro compenso. Sì, ancora che se non siete una sentenza. Ancora che il giorno dall'ufficio un licenzio non devo Per quanto mi riguarda, io ho sistemato tutto, la locanda, colazione, pranzo e cena compresa. Bravo, applauso! Non sogni, a ronfe. Faccio portare un cappello di giambiere come fa l'antipatia per dire. Di capire russe però non sapevo come mi piace.